La violenza contro le donne è anche fatta di frasi, comportamenti, battute che offendono, sminuiscono, sbeffeggiano, ma passano quasi inosservate. Nei mesi del lockdown i soprusi in famiglia nei confronti delle donne sono aumentati dell'11% secondo un primo report del Ministero della Giustizia. A Padova nei primi 10 mesi del 2020 sono state 755 le donne che si sono rivolte ai 5 centri antiviolenza del Centro Veneto Progetti Donna, numeri che in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulla donna, fotografano solo parzialmente un fenomeno che purtroppo non conosce battute d'arresto. Attraverso questo messaggio vogliamo dire a tutte le donne che noi ci siamo, il centro antiviolenza è presente anche nei prossimi mesi in caso di una restrizione dei nostri movimenti e quindi vogliamo essere vicine a tutte le donne e ancora di più in questo periodo. Per questo il Centro Veneto Progetti Donna e Sor Optimist hanno pensato ad un progetto di sensibilizzazione in 58 farmacie di Padova. In questi giorni ci saranno 40.000 sacchetti per i farmaci o altri acquisti con il messaggio contro la violenza sulle donne, la cura sei anche tu e il numero del centro antiviolenza. L'obiettivo è far emergere il fenomeno della violenza e far sapere che c'è un servizio che può aiutare ogni donna a uscire da situazioni di estrema difficoltà. Nel video diffuso per lanciare la campagna di sensibilizzazione si mostrano molte forme di discriminazione e violenza, non solo fisica ma anche verbale, nei confronti delle donne. La violenza inizia da stereotipi, pregiudizi, discriminazioni, disuguaglianza. Combatti il pregiudizio, inizia il cambiamento. Contro la violenza sulle donne, la cura sei anche tu.